Elvinio Agnolin è il primo candidato ufficiale alla poltrona di sindaco di Mogliano. A poco più di 5 mesi dall'appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale, le primarie civiche, le prime nella storia per quanto riguarda una civica, hanno decretato la vittoria dell'imprenditore 52enne che con la lista Cambiamo Mogliano punta a coinvolgere l'intera cittadinanza nella stesura del programma elettorale, con l'obiettivo poi di presentarsi a maggio con una larga coalizione di civiche. Li coinvolgeremo in iniziative pubbliche di costruzione insieme per far sì che sia un programma non pensato da 2 o 3 o 5 teste, ma da più possibile dai cittadini di questa città. Primarie anche per il Partito Democratico, in programma il 19 gennaio, quando i cittadini dovranno scegliere tra i 4 candidati: Carola Arena, Artur Carponi Schittar, Rita Fazzello e Alberto Vianini. Dunque, se per quanto riguarda liste civiche PD i giochi sono praticamente fatti, ben altre partite all'interno del centrodestra, soprattutto dopo lo scioglimento lo scorso 16 novembre del PDL e la rinascita di Forza Italia. E allora, se il sindaco uscente Giovanni Azzolini dice che, stando ai sondaggi, la sua lista Azzolini sindaco rimane il primo partito in città, aggiunge anche di essere pronto ad un dialogo con le altre forze del centrodestra per trovare un unico candidato, anche se l'attuale primo cittadino non esclude una sua candidatura, ma in questo caso dice con grosse novità, come una lista di soli giovani scelti direttamente da lui attraverso un talent della politica. Acque agitate invece all'interno dell'ex PDL, attuale Forza Italia, che attende di conoscere le modalità di riorganizzazione del partito. Escluse al momento le primarie, per mercoledì infatti è stata convocata dal club Forza Silvio Forza Italia Mogliano una conferenza stampa per presentare il loro candidato Franco Curto, che sembra però ricevere consensi solo da una parte dell'ex direttivo, visto che la scorsa settimana, in una votazione interna all'organismo, tra i 3 candidati, Tronchin, Tocchette e lo stesso Curto, la maggioranza delle preferenze sono andate all'attuale assessore Tronchin. La palla per l'ultima parola passa dunque ora al coordinatore provinciale Fabio Chiesa, che dice di attendere ai giorni direttive da Roma per la riorganizzazione del partito, e solo a quel punto la matassa potrà essere sbrogliata.